io voglio ricordare, lo ricordo, l'ho ricordato anche altre volte, che c'è un grande circo mediatico su Mafia Capitale. Pignatone, il procuratore capo di Roma, ha aperto l'inchiesta, sta processando Buzzi e Carminati, ma sembrano ladri di polli rispetto alla truffa che hanno subito gli azionisti di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. 208.000, se noi andiamo a vedere tra aumenti di capitale, svalutazione delle quote azionarie, siamo attorno a 6-7 miliardi, 6-7 miliardi di euro. Allora, la prima domanda, che cosa bisogna fare? Azione di responsabilità, banchieri ancora a piede libero, confisca dei beni prima che scappano, votare no. Questa è la proposta che noi facciamo. Grazie. Si parla per le banche marche, per la banca Marca, per l'Etruria, di una richiesta che la Banca d'Italia farà alla BCE per chiedere il 30%. Nessuno vuole un cazzo da nessuno. Vogliamo che chi è responsabile tiri fuori i suoi soldi. Banca d'Italia, Consob e società di revisione che ha certificato i bilanci falsi per 10 anni. E noi andiamo a riprenderceli questi soldi. Facciamo fallire la Banca d'Italia, che è costituita da tutte le banche italiane. Guarda caso che i soci di maggioranza di Banca d'Italia sono Unicredit e Banca Intesa. E chi è che fa l'aumento di capitale sulle due banche? Banca Intesa e Unicredit!